Continuano le azioni di sostegno alle TV locali in merito al taglio delle frequenze che sta avvenendo già in regioni come il Veneto e la Sardegna, che ha visto la decimazione di molte TV locali che per via del passaggio al digitale 2 si sono viste sottratte le frequenze di trasmissione per averle già date alle grosse compagnie che gestiscono il 5G, sulla pelle delle televisioni storiche che da oltre 40 anni svolgono l'informazione locale sul territorio. Dopo quella dell'onorevole Licatini di 5 Stelle, parlamentare che rappresenta la regione della Sicilia, con un'interrogazione al ministro Giorgetti arriva quella del parlamentare di Forza Italia Veneto Roberto Caon. L'onorevole Azzurro ha cercato ancora una volta l'ennesima risposta del ministro leghista Giorgetti, che non arriva sull'imminente chiusura di aziende televisive per decreto e non per ragione economica o per libera scelta, una questione spinosa cui il massimo responsabile di Viale America non riesce a dare una risposta in tempi brevi. Faccio riferimento naturalmente a lei perché io il 6 dicembre ho depositato un'interrogazione perché c'è un grosso problema che sta arrivando con il riordino delle frequenze televisive. Ci ritroviamo che per decreto tantissime televisioni private il 15 di marzo verranno chiuse. Sono aziende come tutte le altre che in questo momento stiamo cercando di sostenere e sollecito il Governo a dare una risposta, perché dietro a queste partite IVA ci sono famiglie, ci sono investimenti, ci sono mutui e come qualsiasi altra azienda farla chiudere il 15 di marzo senza dare una spiegazione o solo perché si dice che i canali non bastano, chiedo spiegazioni, che il Governo partecipi e che in qualche maniera dia una risposta. Grazie. Intanto una petizione viene fatta dall'Arrea, che associa un centinaio di emittenti locali italiane, diretta da Antonio Diomede, che fa un'istanza alle autorità competenti, alle massime cariche dello Stato, come l'Agcom e il Presidente della Repubblica, di salvataggio delle emittenti locali per l'assegnazione di un canale nazionale, il numero 12, precedentemente assegnato a Rete A e Rete Capri, e di darlo alle TV locali in modo che le stesse avranno la possibilità di continuare a trasmettere e non essere chiuse d'imperio. Il comunicato dell'Associazione Rea TV Locali fa altresì luce sulle ingenti risorse destinate alle emittenti televisive più grosse, parliamo di 900 milioni di euro, che sono state date solo alle poche privilegiate, che stabilisce il famigerato DPR 146/17, che esclude centinaia di aziende televisive destinandole a poche TV industriali, non garantendo quindi il pluralismo normativo dettato dalla Costituzione italiana.